sindaco Mario Conte. Siamo qui in Cansiglio, lei ha messo in evidenza l'importanza di questa associazione. Cosa rappresenta per i trevisani nel mondo, Treviso e tutto quello che rappresenta questa famiglia, diciamo? Ho voluto ringraziare Don Canuto Toso, il fondatore di questa gloriosa associazione, perché ha piantato il seme della trevigianità, che oggi sono diventate radici forti e solide per coloro che hanno vissuto l'emigrazione e per tutti quei giovani che oggi stanno decidendo di lasciare il nostro paese per vivere delle esperienze anche professionali diverse. Ecco, questa associazione non rappresenta soltanto il libro dei ricordi, ma rappresenta una guida forte e sicura per come affrontare queste esperienze, non tanto da un punto di vista burocratico, perché i giovani si sanno ben arrangiare, ma da un punto di vista valoriale. Ci vuole rispetto, ci vuole onestà, ci vuole fratellanza, tutti i valori che hanno reso grandi i trevisani nel mondo e che oggi devono essere trasmessi a tutti quei giovani che se ne vanno all'estero, ma anche alle nostre comunità che devono tenere vivi questi importanti valori di comunità e di trevigianità. Trevisani nel mondo che sono degli ambasciatori di Treviso, ma non solo, di tutto il territorio. Assolutamente sì, portano in giro il nome della città di Treviso, ma soprattutto portano in giro la trevigianità, quindi si rimboccano le maniche, lavorano tanto, rispettano, basano il loro essere su una fede cristiana molto importante e tengono alto l'orgoglio della trevigianità, e quindi sono davvero importanti. Dobbiamo ispirarci a loro perché questi valori siano ben vivi anche nelle nostre comunità che oggi vivono a Treviso.